ragazzi, ci siamo. Dopo queste belle canzoni di Giuffo, Renato e Giuseppe, si deve un applauso perché veramente sono eccezionali. Grazie signori. Adesso abbiamo uno dei nostri. Abbiamo telefonato alla Raffai, a chi l'ho vista, speriamo che l'hanno trovato. Allora, a questo punto, vediamo per la terza volta, Alessandro Paolucci, ci sei? Se ci sei, fatti un colpo. Alessandro, dove sei? Eccolo qui finalmente, signore, un applauso ad Alessandro. Siamo qui. Siamo qui. No, figurati. Ma non fa niente. Alessandro, questo. Ci sono problemi? No, vabbè. Ti serve questo? Questo no, teniamolo noi. A te, Alessandro Paolucci. Ma tu non devi andare nessuno. Qui devi andare a giocare. Per la buona riuscita dell'esibizione di Alessandro chiediamo, non dico rispetto, ma silenzio. Inizierò con qualche imitazione. Ora fate un po' di silenzio. Con il Borsalino. Ora inizierò con Grillo. Ragazzi, una cosa pazzesca. È vero, l'altro giorno si sente? L'altro giorno ero in ascensore. Vi capita mai di stare in ascensore? Così da pazzi. Ti trovi davanti 150 persone, non sai cosa fare. Allora inizi portabile, peso massimo. Allora inizi a fare i conteggi, perché non sai cosa fare, vero? Allora inizi là. Io peserò 60 kg, è vero, cose assurdi proprio. Io 60 kg, quello 90 kg, se quello pesa 60 kg siamo fregati. Cose assurde. Poi ce l'avete presente le segreterie telefoniche? Quelle che quando telefoni c'è quella musica col violino, no? Tararina. E là tu con i gettoni che scendono, avanti, indietro, zoom, 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 e non hai più gettoni, non sai più cosa fare. A un certo punto dice, pregasi lasciare il messaggio dopo il suono acustico. Allora lì... Allora io dico, ma perché non prendiamo un gettone grosso da 6 kg, almeno stando fra, la facciamo finita, cose pazzesche. Oh, cantare, e volare, 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 nel mare, volare. Cioè poi, continua così però, tenga la voce, allora, però, che artisti che scritti, poi avanti così e basta, insomma, ora metti che me ne va. Allora, innanzitutto, buonasera. È Ferragosto. Avete mangiato? Avete bevuto? Ma avete dimenticato un problema? Il problema dell'assenza! E allora sono venuta qui. Ci siamo? Siamo quasi pronti? Ci siamo?
Ci abbiamo due microfoni solamente. Ma io l'ho detto amore di 3 microfoni. Aspetta, prendiamo l'elettrico, i 2 elettrici, va. Come give me his witness. Now there's you, there is no weakness. Life is there within your arms. I'm born again. Reach into this world in need of arms. Come show me your kindness. In your arms I know I'll find this. Woman, don't you know with you I'm born again? Life is there within your born again. Bring me your softness. Come for me through all the madness. I'm born again. Come give me your sweetness. Now there's you, there is no Now there's you, weakness. there is no Life is there weakness. within your arms. I'm born again. Born again. Is there with now? Reach into this world in need of war. Come show me your kindness. In your arms I know I'll find This woman, don't you know with you I'm born again? life is there with you on board again.
qualcosa, venga qua. Generale, per favore, generale, senti una cosa, cosa ne pensa di questa cosa? Un ottimo campeggio, ben posizionato, bella gente, bei programmi, tutto secondo i canoni previsti dal codice penale di pace. Codice penale di pace. Via tutto di tempo. Venga qua un attimo con noi. Per favore, Cameron, venga qua, venga, mi segua, venga avanti. No. Generale, come? Campeggiatore al quale vorremmo chiedere due paroline. Buonasera signor Deida, la prego non disdegni questa piccola intervista perché ci dica signor Deida, quest'anno come è andata? La risposta è negativa, purtroppo forse è dovuto alla vicinanza della signora e d'altronde così, ma è comune mezzo d'audio caro signor Deida. Ci rifaccia la sua risposta, veramente male. Malissimo. Siamo di male in peggio. Salutiamo il signor Deida lasciandolo nel suo male, ma il comune mezzo d'audio. Storia che viene a campeggio spesso e volentieri, chiaramente di Mestre vogliamo chiedere No, le che sue, mestre, è padovano, mestre. le sue opinioni. 3 quarti padovano e un quarto mestre. Guardi, il signore qua ci aiuta dicendo che il padovano una breve carrellata verso il pubblico, poi torniamo di nuovo al signore direttore padovano.